ad Alessio Morosin, avvocato, e con lei vogliamo trattare il tema di quelli che sono i risvolti legati alla vaccinazione, perché insomma, c'è una serie di diritti legati a questa pratica che è la profilassi, e fare un po' di chiarezza non fa mai male. Innanzitutto il vaccino è una pratica volontaria, non è obbligatoria, salvo che per recente decreto per gli operatori sanitari. Quindi com'è che ci dobbiamo porre noi di fronte alla vaccinazione? Allora, intanto grazie dell'invito e un saluto ai telespettatori. Io sono stato coinvolto come avvocato in questa questione delicata del vaccino da alcuni medici dopo che è uscito, come diceva lei, il decreto legge del governo del 1° aprile, il famoso decreto legge che con un atto veramente audace, coraggioso, impegnativo, ognuno la veda come vuole, io la guardo dal punto di vista legale e giuridico, ha imposto l'obbligo per i medici e per il personale paramedico e ausiliario, quindi gli operatori della sanità, di vaccinarsi. E questa previsione lascia un po' perplessi dal punto di vista legale, intendo, atteso che molti degli operatori hanno, come tutti noi, diciamo cittadini attenti, cittadini responsabili, dei dubbi, delle perplessità o quantomeno bisogno di maggiori informazioni, di maggiori certezze e anche di qualche garanzia su quello che è il vaccino che si va a inoculare. I vaccini, sappiamo, sono due, casomai ne parliamo dopo, per i quali il Ministero ha dato qualche informazione, ma in realtà i dubbi sono parecchi, e quindi io ho detto, mi scusi, lei Prego. parla di due vaccini, sono due tipologie di vaccino, Pfizer, Bravissimo. Moderna, RNA messaggero, Johnson & Johnson e AstraZeneca ad adenovirus, che sarebbe a virus attenuato, proprio perché in realtà sono 4 quelli autorizzati da AIFA in Italia. E altri in arrivo, sì, sono con 2 modalità diverse, come diceva bene. Allora, i sanitari, soprattutto i medici, quelli che sono stati raggiunti dall'obbligo vaccinale, volevano capire se questo obbligo, come affrontare questo obbligo, che è arrivato con una lettera sia ai medici che ai paramedici che mi hanno girato. E allora la cosa curiosa è che questa lettera che io ho qua del 6 di aprile di quest'anno, per quanto riguarda l'AS 3, ma anche le altre QLSS le hanno mandate ai loro dipendenti, richiama l'applicazione del decreto legge appunto del 1° aprile e dice che siete invitati, qualora non aveste già provveduto, ad aderire alla campagna di vaccinazione. Poi precisa, i medici competenti, con la M grande e anche la C di competenti grandi, quindi molto competenti, delle diverse sedi, sono a sua disposizione per fornire tutte le informazioni sull'efficacia del vaccino, sto leggendo, sul meccanismo d'azione, sui risultati degli studi clinici e sulle eventuali maggiori reazioni avverse. Almeno quindi 4 punti importanti. Allora io ho detto, guardate, dal punto di vista tecnico e legale... Scusi se la interrompo sempre, che sono i 4 punti anche che dovrebbero essere illustrati a chiunque si avvicina al vaccino. Apriamo una parentesi, e lei dice bene, a chiunque, perché in Italia, ma anche nell'Unione Europea, vigono delle norme, delle disposizioni, e quelle sul consenso informato. C'è una legge del 2017 che si richiama tra l'altro a disposizioni dell'Unione Europea, alla Carta dei diritti fondamentali, ma non vogliamo citare le norme in dettaglio, la quale è molto severa, anzi io consiglio chi così avesse il piacere di approfondire, andarsi a vedere per esempio la legge 219 del 2017 sul consenso informato, andando su internet basta scrivere consenso informato e appare tra le prime, ed è una delle leggi più belle, credo, più leggibili, più chiare, cosa strana, che sappiamo di solito il nostro legislatore ha difficoltà
non solo con i contenuti ma anche con l'italiano e la comprensibilità. In questo caso questa legge ha un articolo 1 sul consenso informato che ho qui sotto mano, che è di una chiarezza straordinaria, e dice, tra le altre cose importanti, dice che la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico si basa sul consenso informato, nel quale, è bellissima, si incontrano l'autonomia decisionale del paziente, la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico, e il consenso deve essere dato per ogni trattamento, no, completo, aggiornato, a lei comprensibile, scrive la legge, riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi e anche alle possibili alternative. Quindi vogliamo dire, dal punto di vista normativo interno ed europeo siamo ampiamente protetti, c'è un quadro molto chiaro. La giurisprudenza... Ma mi scusi, nel momento in cui io vado a vaccinarmi, comunque io firmo il consenso informato e ho un momento di confronto con il medico vaccinatore che risponde a quello che prevede il consenso informato? Sì, il fatto è che il medico vaccinatore è quello che ha chiesto a me di risolvere i dubbi, almeno una parte dei medici, e guardi che non sono pochi, non sono pochi. Per sono avere molti. una chiarezza, Sì. diamo... Ecco, allora, perché il No, è medico interessante questa cosa, perché è per decidere poi in scienza e coscienza. Bravissima, bravissima. Allora io ricordo, lo cito spesso, il professor Crisanti a novembre scrisse una lettera pubblicata dal Corriere esattamente il 23 novembre, che io ho conservato perché è di un contenuto straordinario, dove dice: io, era il 23 novembre, al momento non mi vaccino finché non conosco gli esiti degli studi clinici sperimentali. Poi sappiamo sì, che ha detto ha che fatto un po' di retromarcia, poi insomma il professor dopo Crisanti... ha detto, esatto. Ma ha detto due cose importanti. Ha detto che i vaccini non sono un oggetto sacro, testualmente. Certo. Lasciamo alla fede, la fede alla religione e il dubbio ed il confronto alla scienza. Ecco, il dubbio, questo mi pare importante. Allora, lei diceva, il medico che si è rivolto a lei per gli aspetti legali. Sì, esatto, ma lei diceva, quando il medico dell'ASL mi chiede di compilare la scheda del consenso informato, intanto dovrebbe darlo nei termini che prevede la legge, quindi con tutte le valutazioni anche dei rischi, ma sto poveretto, il medico, no, anche se volesse essere così più corretto possibile, si trova una scheda, quella che le faccio vedere che mi hanno dato, no, dove la prima domanda è: attualmente lei è malato? Allora, se io sono malato non vengo a vaccinarmi, sto a casa. Magari ha delle malattie che, insomma, che non sono un'indisposizione. Dottoressa Brisoni, questa è una cosa quasi divertente se non fosse drammatico il tema. La seconda domanda: lei ha febbre quando per accedere all'ambulatorio te la misurano all'entrata? La terza è ancora più incredibile, dice: soffre di allergie di farmaci, cibi o componenti al vaccino. Ma io come faccio a sapere se non so quali sono i componenti al vaccino? Allora io che cosa ho fatto? Per dare loro anche delle risposte serie, perché qui, ripeto, non vogliamo né scherzare né banalizzare il tema. Io, ripeto, voglio vaccinarmi, ma io sono uno di quelli. Non voglio, per carità, i Novax sono lontani anni luce da me, perché quella è una scelta ideologica, come i no mask. Io uso la mascherina, voglio vaccinarmi. Allora sono andato nel sito del Ministero della Salute, attenzione, non della sanità, della salute, e anche questo è importante, che vuol dire benessere e altre cose, il quale ha due allegati che illustrano le due realtà di vaccinazioni, quelli con il vettore virale e quelli con l'mRNA, di cui ha parlato opportunamente all'inizio. Ebbene, io qui ci sono, in questo modulo di consenso, tutta una serie di passaggi che riguardano la preoccupazione del medico che deve fare l'inoculazione di chiedere al paziente come sta, avvertenze, precauzioni, tutte quelle cose giuste e opportune, e in gravidanza se una donna, come viene somministrato il vaccino, possibili effetti indesiderati immediati che adesso rientrano, e sulla cosa contiene il vaccino, ce l'ho qui davanti, dedica per quello dell'AstraZeneca e della Johnson 1,5 righe, per quello della Moderna e la Pfizer
dedica letteralmente mezza riga, dice il principio attivo è il vaccino a mRNA anti-Covid-19, mezza riga. Allora non c'è nessuna spiegazione, quindi come può il medico chiedere se è allergico alle componenti del vaccino quando lo stesso Ministero della Salute negli allegati che trovate anche voi, chiunque può andare nel sito, non c'è nessuna indicazione di componenti. Credo che abbiano scelto una strada, ovviamente meditata, ma una strada rischiosa, perché per esempio hanno dovuto scrivere nel decreto legge, così rispondo anche all'altra sua domanda, del 1° aprile, all'articolo 3, quello famoso dello scudo penale. No, sappiamo che hanno introdotto lo scudo penale. E io ho trovato dei medici che erano orientati così anche a fare il vaccino, giustamente perché disponibili, perché come molti ritengono che lo stato di emergenza giustifichi provvedimenti di questo tipo. A mio parere siamo borderline, forse anche al di là della linea rossa, ma comunque ripeto, l'obbligo non dovrebbe esserci mai, dovrebbero consentire così il fatto ai medici di potersi porre in una situazione come per gli abortisti, no? Gli anti-abortisti non possono essere obbligati a praticare l'aborto. Ma voglio Però dire, è vero anche che in questo caso parliamo di mia libertà di scelta che va a cozzare con la salute del prossimo, no? Perché quando si parla di un contagio... Però mi demansioni, mi metti in altre mansioni, ma non mi puoi minacciare in modo subdolo e vedrà che qualche tribunale, forse la Corte Costituzionale... Ma ci sono stati episodi di minaccia, perché se non sbaglio nel decreto... È scritto nella legge, nel decreto legge. Demansionamento, sospensione... Quindi quella può essere... Allora, la sospensione è una minaccia, quindi... A mio parere è una prospettazione di un danno grave che non è fondato, a mio parere, perché il demansionamento, la collocazione in altri ruoli di impiego è possibile sia per i sanitari che i parasanitari, però la minaccia, neanche tanto velata, anzi esplicita, di possibilità di sospensione del corrispettivo mensile e quindi del reddito è molto grave. Io ho trovato gli operatori che erano preoccupati, dice non è dovuta alla retribuzione, è scritto letteralmente nel decreto legge, dice ma io ho il mutuo, ho l'assegno per la moglie separata per i figli. Ecco, questo decreto legge viola in questo caso, appunto, dando la sospensione senza stipendio, che violazioni legali ci sono in questo decreto legge? Oppure il fatto che siamo in stato di emergenza autorizza questo tipo di provvedimento? Parlo proprio di termini legali. Allora, io credo che la problematica sia tutta sul tappeto e quindi che sarà affrontata anche in sede di conversione del decreto legge. Io confido che l'organo legislativo, il Parlamento, che entro 60 giorni, quindi entro fine maggio, deve convertire il decreto, su questo punto ci metterà mano, perché potrebbe essere al vaglio della Corte Costituzionale, potrebbe essere in qualche modo dichiarato appunto illegittimo. Quindi qualsiasi ricorso potrebbe essere accolto? Mi pare io penso di sì, io sono un garantista per definizione, quindi temo che questa minaccia scritta nel decreto, io mi auguro che non sia praticata in nessun caso, però è una minaccia grave, tant'è vero che ho visto parecchi medici che mi hanno contattato preoccupati soprattutto di questo versante, ma poi li ho trovati che erano scoperti e non conoscevano quello che era lo cosiddetto scudo penale, no? Perché l'articolo 3 di questo decreto la rubrica parla di responsabilità penale e poi dice che gli operatori che sono chiamati a inoculare il vaccino, per costoro la punibilità è esclusa. Attenzione, ho detto, è scritto la punibilità è esclusa, non la responsabilità. E questi mi hanno sbarato gli occhi, avvocato, cosa sta dicendo? Anch'io vorrei sapere. Perché il giudice potrebbe trovarsi di fronte a una denuncia, un magistrato inquirente e evidentemente valutare se è configurabile una responsabilità penale. Quindi paradossalmente potremmo avere una responsabilità accertata, ma non la punibilità. Quindi vi sarebbe l'archiviazione del fascicolo del procedimento perché non è punibile. Quindi non è punibile. Però rimane la responsabilità civile, questo è il punto.
E Quindi la quindi cosa possibilità della succede? Se richiesta di un risarcimento da parte... ovviamente, siccome il medico non opera in solitario, ma opera su incarico, su delega, su accordo con le aziende sanitarie locali, quindi vi è una responsabilità solidale. Però qualcuno ha detto, caspita, io ho una polizza solo per 3 milioni di euro Ecco, o 5, se infatti, mi non è prego, previsto che, appunto, perché so che i medici hanno queste polizze, sì. devono andare ad aggiungere nella polizza anche in caso di, che ne so, errore nell'attività di vaccinatore. Quindi, A cosa mio, devono a fare con mio le parere, polizze a preesistenti? mio parere sì, per prudenza ovviamente, a mio parere sì, anche se ovviamente essendo una responsabilità solidale dell'operatore con l'azienda sanitaria, con le istituzioni pubbliche, Con lo la Stato stessa regione stesso? Perché o lo Stato stesso, il Ministero della Salute, è chiaro che vi sarebbe una solidarietà ai più soggetti, però come dire che parecchie questioni scoperte ci sono e tenga presente poi che, ripeto, la salute è un diritto fondamentale dell'individuo, ma anche la libertà dei medici è un diritto fondamentale. E ma qui quindi, a mio parere, è un po' che come le chiusure, no, delle attività, oppure l'obbligo, cioè dove il diritto alla salute prevale al diritto alla libertà, cioè siamo sempre a borderline, del resto è una guardi, situazione che guardi, probabilmente è la prima volta che una pandemia si sì, manifesta in un regime in questo democratico, perché sa, la spagnola è stato un periodo che insomma non è che non c'era la Repubblica, mi allora, par di ricordare. guardi, il tema sicuramente è avvincente dal punto di vista legale ed è interessantissimo, però anche dal punto di vista civile, dei rapporti, delle norme fondamentali. Io mi limito a rileggere con lei l'articolo 32 della Costituzione, il quale dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, quindi è un diritto fondamentale per l'individuo e per la collettività è solo un interesse, non è un diritto della collettività di vaccinare. Attenzione, le parole sappiamo nella Costituzione sono calibrate, no? Sono studiate, sono pensate, quindi è un diritto soggettivo inviolabile, la libertà personale è inviolabile, ma un diritto fondamentale dell'individuo alla salute e un interesse della collettività. Quindi nel conflitto tra il diritto del singolo, diritto soggettivo, e L'interesse, l'interesse, che cosa prevale? secondo me prevale sempre il diritto soggettivo, altrimenti siamo in un contesto autoritario. È vero, come diceva intelligentemente lei, che c'è la questione della gravità dell'emergenza, ecco, però per esempio ci potrebbero adottare misure di precauzione, di contenimento o maggior severità, per esempio per chi non ha mezzi di protezione, per chi non usa la mascherina adeguatamente, per chi non tiene le distanze, per chi anche adesso che si è liberalizzato, fa da ridere chiudere alle 22, però vedi la gente che non sappiamo in che condizioni si trova, che mangia senza avere la distanza adeguata. Questo conta più che... Senta, Prego. noi siamo cresciuti, io e lei, e siamo vissuti in un periodo in cui i vaccini erano obbligatori, sono sempre stati obbligatori. Come mai adesso, e tra l'altro anche i vaccini nelle scuole, se non sbaglio, a parte in Veneto, sono obbligatori. Si è sempre violato il diritto della libertà dell'individuo? A mio parere sì, è una scelta, è una questione, quella della libertà individuale. Guardi che la legge, quella anche sul consenso informato, parla del diritto all'autodeterminazione dei singoli, nella piena consapevolezza delle conseguenze, anche per se stesso, perché uno che rinuncia a vaccinarsi si espone al rischio, è vero che espone anche gli altri, però subisce delle limitazioni. E a proposito delle limitazioni, Pass è green! interessante. Bravissima, lei è troppo preparata. E Sia poi con pass io, green, in un momento in cui, esatto, mi scusi se la interrompo perché stiamo arrivando anche in chiusura della nostra conversazione, nel momento in cui o sono vaccinato o ho avuto il Covid o mi faccio un tampone 48 ore prima e se non sbaglio dura solo a 48 ore, diventa esatto. una sperequazione perché allora o mi garantisci il vaccino nell'immediato a tutti
in modo che io possa accedere a questo pass, altrimenti se io ho avuto la fortuna di non avere il Covid, se non sono stata vaccinata non mi posso muovere, cioè io mi trovo nella circostanza di dover fare un tampone ogni 48 ore. Allora, le rispondo non col mio pensiero perché non No, avrebbe quella... legalmente, legalmente. Legalmente, allora io mi collego a quello che ha scritto il garante per la privacy, che ha trattato il tema. L'ultimo provvedimento del governo, è stato criticato sia quello dal garante, sia quello del 1° aprile, sia quello della settimana scorsa, del 22 aprile, Mhm. venerdì scorso. E il garante, io l'ho pubblicato anche nel sito del mio studio perché la cosa mi pareva interessante, il garante con il suo provvedimento ha scritto che quest'ultimo decreto di venerdì scorso, questo è il numero 52, Mhm. non risulta proporzionato ai canoni dell'interesse pubblico, l'articolo 32 della Costituzione che le ho letto prima, interesse collettivo. Poi, fin quanto non individua le finalità perseguite con la certificazione verde o Green Pass e nemmeno i soggetti che trattano le predette informazioni o che possono accedere. Cioè questa cosa un po' mi lascia perplesso per dire che il legislatore, è vero che c'è una situazione di gravità riconosciuta da tutti, però ci vuole un passo più felpato quando si toccano i diritti individuali o si vogliono limitare le libertà dei E singoli di soprattutto non si movimento. possono fare differenze, credo, perché se Bravissima, no ecco. dividiamo Serie A, Serie B, oltre che io devo denunciare che sono stata ammalata, vabbè, questo che entriamo nell'ambito dei dati sensibili della salute, oltre al fatto che non ho la possibilità di accedere al vaccino, adesso per assurdo possono magari viaggiare tra regione gialle e regione arancione gli anziani che sono in Bravissima. casa di riposo, perché devi avere anche 2 dosi. E sembra un po' un modo per dire tanto così non vi spostate, no? Certo, comunque volevo Poi c'è concludere un'ultima perché domanda in riservo anche per sì. lei, ancora. Allora, no, io volevo risponderle questo perché Sì. dovevamo parlare del decalogo, l'abbiamo tralasciato del Sì, abbiamo un tutto. paio di minuti. Le Allora, faccio vabbè, elencare il decalogo. allora, il decalogo individua i 10 punti, 4 dei quali sono Sì. quelli che prendevano spunto dalla lettera dell'ASL rivolta al personale sanitario e gli altri li abbiamo messi assieme a dei medici, Mhm. abbiamo fatto delle domande. Ecco, intanto abbiamo scelto 10 punti non per asserire, per esprimere delle verità nostre, ma per dire noi abbiamo dei dubbi, ci rispondete cortesemente su queste materie per iscritto in modo tale che noi possiamo accedere al vaccino con una certa sicurezza. E l'abbiamo individuato, l'efficacia e l'affidabilità del vaccino e le domande sono: è vero che il vaccino non conferisce immunità? E qua la risposta la sappiamo, o conferisce un'immunità temporanea o comunque potrebbe essere in ogni caso il vaccinato portatore dell'infezione magari con un'attenuazione della carica virale, però comunque un portatore. È vero che i soggetti vaccinati devono continuare a sottoporsi al tampone? Domanda. E qualcuno dice di sì, nonostante proprio perché possono essere portatori sani. È vero che i soggetti vaccinati possono contrarre ugualmente la malattia? Anche qui la scienza ne ha detti tutti i colori. Queste sono solo le prime 3 domande. Poi, ovviamente, ci sono anche le questioni più gravi, sulle quali qua veramente devo essere anche serio nell'espressione, e quelle degli effetti a medio e lungo termine. Qui ce lo dicono chiaramente, anche nei bugiardini, non sappiamo se ci sono effetti. Ecco. E questa cosa, lei capisce, a me mi dà inquietudine, visto che fortunatamente in questo periodo sto bene, vorrei vaccinarmi, ma non vorrei subire Però è ovviamente. importante sapere che non si sa, è importante sapere che le posizioni anche dei passaggi che lei ha citato prima non sono così lineari e concordi, perché lei prima parlava del vaccinato contagioso o meno, in questi ultimi giorni ho sentito scienziati che hanno detto sì, è possibile, ma non è sicuro. Quindi, tant'è vero che qualcuno parla di deposizione dei dispositivi di protezione tra vaccinati.
Assolutamente sì, ed è quello che noi chiediamo. Quindi vi è il dubbio che ci accompagna, ma il dubbio non deve farci paura, perché il dubbio è quello che ha fatto progredire la scienza, perché Certo. Il il dubbio è mondo, consapevolezza che uno se aderisce il dubbio, sa che ci sono tutte queste caratteristiche, poi uno dice sì, esattamente. è un consenso informato, ma deve essere informato il consenso. E deve essere informato come chiede la legge in modo tale da consentire a chi si sottopone, visto che il privato cittadino non è obbligato. Lei sa, è una notizia di questi giorni, che in Veneto, per esempio, oltre un 30% dei ultra settantenni, che sarebbero la fascia per la quale è già Si sta esaurita, riducendo la si forbice sta di... riducendo. Però Oggi mi ci hanno dato consente, questa notizia che, insomma, AstraZeneca non sembra far più così tanta paura, ecco, sia mi un po'... consente una nota finale Eh no, riportata c'è dal anche un'ultima Corriere. domanda che devo farle. Sì, il Corriere del 28 aprile, no? Quindi Ah, oggi praticamente, ecco. E il Ministero della Salute ha emesso una nuova circolare, no? Nella quale, tra le altre cose, curiosamente, sa che cosa ha fatto? Ha modificato i parametri, gli indici di saturazione dell'ossigeno da 94, che prima era il livello di pericolo, a 92, come dire. Sì, se sai 92, io ho avuto questa esperienza l'anno scorso, io probabilmente, adesso lo faccio outing, io sono un contagiato da Covid ante litteram, nel senso che l'anno scorso sono stato all'ospedale e i sintomi erano quelli, la bilaterale, ecco, erano quelli pacificamente, quindi sono il paziente meno uno probabilmente, no? E quando la dottoressa al pronto soccorso, bravissima, competente, mi ha coccolato con 1000 cure, attenzioni e domande, ha detto, sa, dice, l'indice di saturazione sotto i 94 è molto preoccupante. Adesso il Ministero mi dice che si può andare fino a 92. Capisce che la mia preoccupazione è accresciuta. lasciamo le cose così. Un'ultima cosa, sempre da un punto di vista legale, in un momento in cui appunto c'è una profilassi necessaria, il fatto che non si possa scegliere il vaccino, dato che ce ne sono 4, no? Ecco, perché se ne hai uno solo, però 4 e non puoi scegliere, perché decide il medico, che per carità può essere anche una cosa legittima, però questo fatto che decida il medico non sembra così chiaro, dato che prima hanno parlato di over 50, over 60. Ecco, come si dirime questa faccenda? E questo pone un problema nel caso in cui vi fossero delle conseguenze dannose di natura temporanea o addirittura permanente o addirittura di morte, perché purtroppo alcuni che sono stati così toccati dalla trombosi ci hanno lasciato anche la vita. Se fosse accertato che un Che un vaccino caso fosse correlato? che fosse correlato senza quegli esami che abbiamo ritenuto anche come i medici con i quali mi sono rapportato ritengono importante. Il test sierologico preliminare, per esempio, ha una sua importanza, e fosse accertato che non si è prestata la dovuta attenzione magari alla scelta di un vaccino diverso, questo potrebbe anche comportare la valutazione di una responsabilità, quantomeno sul piano civilistico, sicuramente. Lei E ha fatto quindi, questa è una bella domanda. e quindi il fatto di aver compreso nel decalogo il test sierologico preventivo è una garanzia, oltre per chi si sottopone al vaccino, anche per i medici stessi, e quindi Ecco, diventa una garanzia per la società, diciamolo così, e questo è potrebbe stato essere pensato. anche uno stimolo che spinga a vaccinarsi perché ha una garanzia in più, perché le Ma perplessità su AstraZeneca credo che siano legittime, che si voglia dire, del pochi casi, eccetera, soprattutto anche alla luce della comunicazione che è stata fatta. esattamente, quindi il tema quindi si pone, rimane aperto, la sua domanda è quanto mai pertinente. Mi auguro che non dobbiamo mai confrontarci con queste problematiche, però da quello che abbiamo visto già ci sono dei casi che potrebbero essere trattati dal punto di vista legale sotto il profilo della responsabilità civile, perché, ripeto, quella penale il legislatore ha detto che non è punibile, ma vedremo la conversione di questo decreto legge, secondo me farà discutere abbastanza in Parlamento, anche se è una maggioranza molto ampia. Sbaglio, io ho la sensazione che un po' tutta la vicenda Covid indubbiamente è una vicenda di azione in tempo di guerra, però Assolutamente. alla fine potrà
far emergere tanti rilievi opinabili in cui magari ci sono margini di azioni legali. E con Beh, questo, in maniera sibillina, mi taccio e la saluto. Vedo che lei in qualche modo sorridendo. Sto parlando da un punto di vista proprio legale, non sto dicendo che l'emergenza sanitaria sicuramente ha giustificato tanti provvedimenti, ma altri forse sono stati un po' tirati. se c'era la possibilità di fare meglio, sicuramente potrebbero profilarsi delle responsabilità quantomeno sul piano civile. Io mi auguro che nessuno abbia a soffrire, che non vi siano conseguenze, però la realtà che abbiamo di fronte è molto complessa e può portare anche a questo tipo di problematiche. Io la ringrazio, ovviamente questa Grazie a riflessione lei. non ha niente a che vedere sul fatto della libertà appunto di andare a vaccinarsi, che comunque sembra l'unico strumento di cura preventiva in questo momento, però è anche giusto far presente quali sono i momenti di contrasto con quella che è la nostra legislazione. Grazie a lei ancora ai Grazie, telespettatori. grazie, buon lavoro, grazie Arrivederci. avvocato, arrivederla.